la cuciniamo insieme ad Andrea, infuinata di Campobello. Curiosi? E allora? Amonin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò una ricetta non golosa, che assai di più. Si tratta di una tipica pasta al forno che si usa fare a Campobello. Però facciamo una specifica perché in Sicilia di Campobello ne abbiamo due, una che si trova nel Trapanese e una dell'Agrigentino. La ricetta che vi presento oggi io è quella tipica di questa cittadina dell'Agrigentino, cosiddetta Campobello di Licata. Si tratta di una pasta al forno non tanto comune, perché sia nell'utilizzo di alcuni ingredienti che nella tecnica poi di cottura, devo dire la verità, è una pasta abbastanza insolita, quantomeno nel siciliano. Una delle caratteristiche insolite, diciamo pure così, per esempio, è l'utilizzo di questo formato di pasta qua, i cosiddetti ziti napoletani, che in Sicilia chi ci fanno? Boh, ce la fa appuittare qualcuno, e per fortuna direi io, perché è un piatto veramente, veramente buono. Adesso, come dico sempre, non ci resta altro che tuffarci all'interno di questa fantastica ricetta. Allora, iniziamo subito a fare il condimento. Faremo un ragù, ma non è un classico ragù, perché è un ragù particolare. Diciamo che del classico ragù abbiamo la carne trita e il doppio concentrato di pomodoro, ma poi verranno aggiunti degli elementi che solitamente in un ragù immaginario che ha ognuno di noi non li metteremmo mai, eppure in questa pasta ci sono questi ingredienti che la renderanno veramente molto ma molto saporita. Subito, tagliando e tritando una cipolla di famiglia, nel senso che fa parte della tradizione di Campobello di Licata, ma ogni famiglia ha le sue piccole varianti. Quindi io oggi farò quella che è la classica paisa infuinata, ma poi ogni nucleo familiare metterà o toglierà 1/2 ingredienti. Ma in linea di massima è quella che sto preparando io da tagliare nico, quindi piccolo piccolo piccolo, un po' di finocchietto selvatico. Tagliato il finocchietto, adesso è vero, giunta l'ora di girare da questa parte e vi faccio vedere da vicino tutta la cottura del ragù. Ben soffritta la cipolla, quindi bella agganciata, inseriamo il misto maiale mano, 50% e 50%. Aiutandoci con una frusta, così evitiamo che si formino dei grumi. Ben rosolato il nostro tritato, andiamo giù di vino rosso e sfumiamo. Nel frattempo che evapora l'alcol dal nostro tritato, noi andremo a fare l'aggiunta degli altri ingredienti che rendono unico questo ragù finale. Una ve l'ho fatta vedere poco fa, che è del finocchietto selvatico, ovviamente ben lavato e tagliato, nico, e un'altra è l'inserimento di un po' di cannella, quindi anche questo un tocco un po' particolare. Vi può sembrare strano, ma poi il risultato finale sarà alcol, per meglio dire, evaporato. Adesso girate da questa parte e continuiamo l'inserimento di tutti gli altri. Inserire il doppio concentrato. Ovviamente se avete asciutto quello fatto dalle nostre massaie e asciugato al sole, ovviamente non c'è paragone, usate quello, altrimenti va bene un doppio concentrato di qualità. Una volta inserito il doppio concentrato possiamo inserire una passata di pomodoro. Alla ripresa del bollore andiamo giù di finocchietto selvatico e un po' di cannella. Facciamo cuocere 2 ore. Allora, ho messo su una pentola d'acqua, piglio uno bello broccolo, me ne taglio, ovviamente è tanto, è un broccolo quantametrix, è gigantesco, buonissimo. Adesso me ne taglio qualche cimetta e la pulisco bene bene e la vado a sbollentare. La lascio un po' croccantina, quindi non eccessivamente cotta, perché poi finirà di cuocere in forno insieme alla nostra pasta. E rieccoci qua. Praticamente abbiamo tutte le basi pronte. Li ho fatte raffreddare, infatti è un giorno e come potete notare ne tagliavo pure i capelli a chi c'era. Adesso non ci resta che, essendo appunto domenica mattina, e questo è un tipico pranzo della domenica, si vede pure i occhi, adesso si vantura, di andare a sbollentare i nostri ziti, lasciandoli ovviamente a metà cottura, quindi non cotti completamente, e andare a comporre il nostro timballo, perché poi in effetti obiettivamente è un timballo. Nel frattempo facciamo qualche piccola specifica. Questa è una pasta veramente molto ma molto antica. È una tipologia di pasta che veniva cotta in forno a legna addirittura, e quindi si usavano per esempio le padelle in ferro, si infornavano mettendo sopra le foglie del broccolo, l'urucolo, onde evitare, data dall'alta temperatura del forno, che la parte superficiale si bruciasse. Quindi fungevano queste foglie non solo da insaporitore, perché rilasciano in cottura ovviamente il sapore, ma anche un po' da protezione. Un'altra specifica che devo fare, e ci tengo, questa tipologia di pasta va fatta con i tocchetti, quindi con la polpa di maiale, che poi viene sfilacciata a mano. Io per praticità mia, ma anche un po' un gusto personale, perché alla fine me ne mangiare pure io, domenica a pranzo qua abbiamo gli ospiti, ho preferito usare una carne trita, ma sempre di polpa di maiale si tratta, non stiamo parlando di chissà quale tipologia di carne, è sempre la stessa cosa, solo che anziché essere cotta a tocchetti e poi sfilacciata viene passata al tritacarne, tutto qua. Però se voi volete fare la ricetta originale, dovete farla con la polpa di maiale. Questo non ci resta che
Metter giù la pasta in abbondante acqua salata e scolarla a metà cottura. Io magari nel frattempo mi faccio un caffè. Allora, la pasta sta cuocendo, io caffè già non pigliavo, in una pirofila, un po' di strutto, un po' di olio extravergine di oliva e andiamo ad inumidire tutti i bordi. Pan grattato e rivestiamo la pirofila. In questo modo. Una bolla e battiamo 2 uova. E adesso attendiamo che finisce di cuocere la pasta. Ho inserito all'interno un po' del nostro ragù, parte dei broccoletti. Inserisco adesso la pasta che ho appena scolato al dente. Inserita la pasta, comincio ad amalgamare. Adesso, prima di inserire la pasta, mettiamo dentro il nostro uovo battuto, un po' a sporcare. Cerchiamo di distribuirlo in maniera più uniforme possibile, ma non maniacale, non è una frittata alla fine. Prendiamo la pasta con le mani in teglia. Andiamo a prendere parte del cavolfiore e lo andiamo un po' a sbriciolare sopra. Un po' di ragù, alterniamo insomma. E continuiamo con le uova. Vado a battermi altre 2 uova e vado a mettere su le uova battute. E anche in questo caso andiamo giù di ragù. E mettiamo giù altre 2 uova. E andiamo giù di ultimo strato. Ok, adesso di nuovo l'ultimo strato di uovo battuto. Finiamo il tutto con il ragù. Io ovviamente mi aiuto con le mani perché avendo i guanti è una questione pure di praticità. Abbondante di pecorino grattugiato siciliano. Benissimo, la ricetta è quasi conclusa. Adesso dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza. Dobbiamo attendere di far riposare, far amalgamare bene bene tutti i sapori della nostra pasta all'interno della teglia. Il consiglio è che vi do almeno 2-3 ore in frigorifero. C'è chi addirittura la mette tutta quanta la notte, ma io personalmente non me la tiro a resistere, quindi per me 2 giorni già sono buone. Poi, prima di infornarla, mettiamo sopra le foglie, i pampini, i broccoli, quindi le foglie del cavolfiore, ben lavate ovviamente, perché, come vi dicevo prima, queste servono fondamentalmente a proteggere la pasta, perché la andremo a cuocere ad alte temperature, a proteggere. Bruciatoia non ha soltanto lo scopo di proteggere la pasta da un'eccessiva gratinatura, perché deve essere veramente ben gratinata, ma conferirà poi un buon sapore alla pasta, perché rilascerà tutti quanti i suoi umori durante la cottura, quindi ha una doppia funzione. Fatto questo, forno preriscaldato minimo 220 gradi fino a totale cottura della pasta, quindi quando la vedete veramente molto gratinata, siamo al limite del bruciacchiato, ed eccoci qua, bella e che è pronta, vedete, molto ma molto cotta, io ne ho viste ancora di più cotte. Adesso non ci resta altro che attendere che si raffreddi. Ebbene sì, questo è un piatto che fondamentalmente va mangiato freddo. Vi racconto la storia. A Campobello di Licata, durante la processione, i portantini ogni 20 passi si fermano perché i fedeli donano loro una piccola porzione, un boccone esattamente, di questa prelibatezza. Loro, dopo averlo messo in bocca, masticato e deglutito, riprendono il percorso e così ogni 20 passi. Quindi è un piatto ricco di sapore ma anche ricco di storia e tradizioni. Oh, bella la voce!